Ciao a tutti, è bello riavervi con noi. Avete sentito della portaerei dell'Arasaka che è ormeggiata a Night City? Si chiama Kujira, ovvero balena. La corporazione ha ritenuto che non fosse al sicuro in acque giapponesi. Temeva che dei pescatori locali potessero arpionarla per eseguire ricerche scientifiche. Ma in fondo è un'ostentazione di potere. Chissà come risponderà la Militech. Forse la Myers farà volare un B-17 tutto arrugginito sul quartier generale dell'Arasaka. Oh, scusate, sono davvero un insensibile. Dov'è finita la mia educazione? Presidente Myers, volevo dire. Un po' di rispetto per le istituzioni. Comunque... Pensavo che oggi mi sarei annoiato. E ora che mi dici, cazzone? Vieni da papino! L'ho colpito! L'ho colpito! Finiamo quel pezzo di merda! Ci sto provando, cazzo!
sotto attacco! Non puoi andartene. Vorrei comprare delle armi. E allora comprale. Questo braccio non è mio. Non fa parte di me. È solo metallo freddo, morto. Che cosa ho fatto per meritare questo? Per essere vittima di Insa? Mi prude. È normale. Perché sento qualcosa? È soltanto metallo inanimato. Sta calmo. Dimentica la tua anima. Devi salvare la sua. Aiuto! Qualcuno mi aiuti. Cos'è successo? I tuoi impianti sembrano incompleti. Completi o incompleti? Non ha importanza. Un Bhikkhu non contamina il suo corpo con le cybermodifiche. È contro il Pratimoksha. E loro lo sapevano. Per me non c'è ritorno. Aspetta, qualcuno ti ha costretto. Non solo me. Anche mio fratello. Ci hanno drogato e hanno dissacrato il mio corpo. E mentre lo facevano, ridevano. Come si può fare una cosa del genere a un altro essere umano e ridere? E tuo fratello è ancora con loro? Sì.
Io sono stato il primo. Stavano decidendo come modificare lui dopo di me. Tu mi sembri in grado di ragionare con quelle persone. Ti prego, aiuta mio fratello. Spero solo che non sia troppo tardi. Non voglio che faccia la mia stessa fine. Che cosa ci guadagno? Sai, un lavoro gratis. Posso offrirti solo la mia gratitudine. Ti prego, fa un'eccezione, solo per questa volta. L'universo ti ricompenserà. Psicopatici di merda. Saranno cazzi. I Maelstrom non scelgono mai la strada più facile. Pagliacci del cazzo. Aiutaci, per favore. Ma senza fare una carneficina. Ti prego. Vedo cosa posso fare. Comunque sia, tuo fratello se la caverà. Non so come ringraziarti. Sono in un magazzino appena più a nord. Proprio vicino alla strada che costeggia il molo. Un sacco di gente che se ne va da me. Da quelli come me. Mi sa che le cose si bilanciano.
E ora che mi dici, cazzone? Che branco di incapaci! Non siamo tutti cattivi, sai? Parliamo. Arretrate! E chiudiamo quel sacco di carne al muro. Aiuto! Fatemi uscire di qui! Un colpo ben piazzato e abbiamo finito! Copritevi! Vado all'attacco! E ora che mi dici? Fateli fuori tutti! Tutti! Un colpo ben piazzato e abbiamo finito! Copritevi! Vado all'attacco! E ora che mi dici, cazzoni? Colpo ben piazzato e abbiamo finito! Resistete! Ricarico! Ho colpito quel bastardo! Copritevi! Vado all'attacco! Muori! E ora che mi dici, cazzone? Vuoi qualche buco in più? Perché? Copritevi! Vado all'attacco! Resistete! Ricarico! E ora che mi dici, cazzone? Stiamo cadendo come mosche!
Sto cercando nuove armi. Roba affidabile. Beh, Tokyo, Sydney e Night City. Aspettati l'inaspettato. Ehi! Sono io! Quello che... Beh, sai, Quello con il pacco in fiamme? diciamo così. A ogni modo ti chiamavo per dirti che ho trasferito i soldi. Grazie. No, no, grazie a te! Se non fosse per te sarei... Nessun problema. Fatti valere, tigre. Oggi vengono i pari. Sto cercando nuove armi. beh.
Mi manda T-Bug. Ha detto che hai qualcosa per me. Sei V, giusto? Mi ha chiesto di darti un demone. Funziona con i deck di terza generazione. Ok, non dico mai di no a un demone. Vuoi testarlo subito? Ho un punto d'accesso. Se vuoi, ovvio. Potresti estrarre qualche software o sottoprogramma interessante. Vale la pena di tentare.
Ieri parlavi di una sorpresa. Ricordo bene o mi è andato in pappa il cervello? Direi tutte e due le cose, perché di solito dimentichi tutto. Beh, si dà il caso che forse ho trovato un lavoro da paura. Continua? Cioè, forse non è niente di che, ma è commissionato niente meno che da Dexter Deshawn. È solo il miglior fixer di tutta Night City. Il Buddha nero dell'Afterlife. 130 kg di stile parzialmente placcato oro. Quindi com'è la storia? È di quelle in cui ne usciamo vivi? Il nostro Signore Salvatore vuole dirti tutto di persona, a quattro occhi. Tutto tranquillo, ma l'intero affare è nelle tue mani ora. Perché devo andare io? Due T-Bug tirate a sorte senza di me? I Bug e Dex si conoscono da tempo e anch'io l'ho già incontrato. Dex dice che vuole vedere te e fare due chiacchiere. Ascoltavi, il lavoro è suo e le regole le detta lui. Che problema c'è se vuole conoscerti di persona? Non è così male come pensi, fidati. Mi sa che non ho scelta. Dex è il migliore nel mondo dei fixer. Non fraintendermi, non ho niente contro il padre o Wakako, ma Dex è un'altra categoria. Non so se mi spiego. Non farmi parlare dei fixer. Trovano un cliente, chiamano uno stronzo che gli fa il lavoro e poi buttano il suo cadavere in una discarica. Cazzo, ci hai preso in pieno, Vi. Grazie a Dio, sono pieno. Ecco la tua macchina. Ieri l'ho portata da un amico a sistemare le ammaccature dell'ultima rimpatriata con gli scav. Grazie, Jack. Lo apprezzo. Michele ha fatto un gran lavoro. L'ha rimessa a nuovo. Anche il motore. Ora vediamo. Muoviamo il culo o no? Su, vediamo come se la cava. Prossima fermata, bisturi? Ehi, vacci piano, ho appena mangiato. Dovevo passare da me comunque. Ho un appuntamento con Misty. Ma non mi dire. È dolce, quanto è dolce. Lei mi capisce davvero, sai? Eccoci qua. Dai, Vi. Ci si vede quando Vic avrà finito di rifarti i circuiti. Parleremo di quello che Dex ha in sé. Ricordi, poiché gli occhi che avete non appartengono a voi, o meglio, non solo a voi. Credete davvero che coloro che vi hanno venduto quegli occhi meccanici... Ciao, Vi. Il dottor Vector è pronto a riceverti. Ti aspetto qui. Io e Misty abbiamo un po' di cose da raccontarci. Sembri contento. Lo sono. La luna passa la... Vic, sei in forma, vecchio squartatore. È bello vederti. Anch'io sono felice di vederti, B. È passato di tempo. A cosa devo il piacere oggi? Lavorando mi sono collegato al neurosocket di una cliente e mi sa che mi sono beccato qualcosa. Hai emicrania, nausea, ipersensibilità alla luce. Tutto e anche di peggio. Ok, V. Ora diamo subito un'occhiata. A parte questo, come va?
Mi serve qualche pezzo, ma roba seria, non giocattoli, Vic. Voglio degli occhi migliori e un grip. Sul serio? Ora? Ti sei deciso? Vic, ho fatto il botto. Dex Deshawn mi ha dato un lavoro. Comincio a fare sul serio. Mi serve roba performante. Dexter Deshawn. Beh, sì, è un pezzo grosso. Ma fammi indovinare, non ti ha ancora pagato? Smettila di fregnare, Vic. Ti porterò gli Eddie dopo. Con gli interessi, lo sai. È l'ultima volta, ok? Accomodati, siediti e rilassati. Ottica Kiroshi. È il meglio che ho e credo che sia quello che fa al caso tuo. Ora collegati. Tu dà un'occhiata e scegli. Io scansiono e vedo cosa c'è che non va. Mark 1, come dicevo. Scanner di tutto rispetto. Proietta dati sulla cornea. La ciliegina sulla torta e la lente di disturbo integrata. In poche parole, la tua faccia apparirà sfocata su qualsiasi telecamera di sorveglianza. Ricorda però, il tuo corpo apparirà comunque nitido. Dovrebbe andare. E si interfaccia con la tecnologia Kiroshi. Sono pronto. Squarta pure. Ottimo. Procediamo. Metti qui quel braccio da supercampione. Così. Bene. Ora un po' di anestetico e posso tagliuzzarti. Senti qualcosa? Come sempre. Non sento niente. Sai che me lo chiedi ogni volta. Non vedo perché oggi dovrebbe essere diverso. Certo, tranquillo. Non rischi mica di crepare o di restare paralizzato. Ma che vuoi che ne sappia io? Sono solo un dottore. Come pensavo. Luci spente per un attimo, ok? Ok, vediamo se funziona. Facciamo la magia. Ti collego. Potresti sentire un leggero fastidio all'inizio. Vista sfocata, basso contrasto, sfarfallio. Beh, come ti sembra? Ci vedi bene? Mi aspettavo qualcosa di più. Porta pazienza, dagli un minuto. Passiamo allo scanner. Serve qualche secondo per abituarci, sì, ma è così per tutte le prime volte, del resto. A un certo punto lo scanner si sincronizzerà con i tuoi processi mentali e leggerà le tue intenzioni. In più si collega al database della polizia. Se incontri qualche poco di buono,
Capisci subito con chi hai a che fare. Andrà a meraviglia. Ora prendi l'arma. Dovresti vedere un nuovo mirino e quante munizioni hai. Cazzo, Victor, sei un mago. Non so cosa dire. Di che prenderai questo e che ti ricorderai il dosaggio. 2 spruzzi adesso e altri 2 tra un'ora. Grazie ancora, Vic. Sei il migliore. Sono in debito. Vai, roccia. Fagli vedere di cosa sei capace. E quando sarai qualcuno, non dimenticarti da dove vieni. Chi vince? Fernandez. Bah, ai vecchi tempi quella merda di Malone sarebbe già stato al tappeto. Adesso qualsiasi imbecille ha il cranio rivestito. Assorbe il 75% di ogni colpo. Ti manca, vero? Il tuo chakra del cuore sembra un po' scombussolato, piccolo. Posso liberartelo, ma devi stare attento alle energie negative ed evitare il rosso. Ascolta, ho parlato con Dex mentre eri dal dottore. Ti aspetta nella sua macchina. Sì, ha parcheggiato qui vicino, davanti a Gramsci Burgers. Ok, cerco di venderci al meglio. Ascolta, ho un problema delicato, ti chiamo per questo. Il numero di attacchi di cyberpsicopatici in città è in aumento. Per te non sarà una novità, però per me è una cosa importante, per diverse ragioni. Alcune persone sono convinte che la cyberpsicosi si possa curare. Certo. E so esattamente come suona. Ma credo che una terapia sperimentale sia sempre meglio di un proiettile nel cranio. Se sento di un possibile attacco ti chiamo. Magari puoi indagare prima che la Max Tac arrivi sul posto. Ma ricorda, non uccidere nessuno. Metti fuori combattimento l'assalitore e io manderò qualcuno a prelevarlo. Spero che sia tutto chiaro. Yo, Mr. V. Che piacere. Dexter Deshawn in carne e ossa. Bello in carne. Andiamo. Posso chiederti una cosa così su 2 piedi? Preferiresti vivere in pace da signor nessuno, morire vecchio, puzzando di piscio, oppure andartene col botto, profumare di buono, ma non arrivare al tuo 30° compleanno? Se non sei qualcuno, svanisci nel nulla. Night City non ti lascia scelta. Oh, e invece sì. Vedi, sul lavoro io scelgo di essere il signor Relax. Ma se qualcuno prova ad approfittarsene, beh, la bestia si risveglia. Ora ascolta, cerco gente per un lavoro serio. Una cosa grossa, non come assaltare il covo di qualche scav. Sentiamo. Che lavoro è? C'è questo prototipo. Un biochip, a essere precisi. Bisogna Mr. V? Suppongo appartenga a una corporazione. Arasaka. Non sarà un problema, no? No, nessun problema. È solo un suicidio.
Arasaka tiene ANC in pugno. Nessuno si mette contro di loro. Che dire, Mr. V? Alto rischio, alta ricompensa. È la prima regola dell'Afterlife. E poi, non sono un idiota. Non lasceremo nessuna traccia, sarà un lavoretto discreto e pulito. Ci siamo capiti? Parla chiaro. Hai un piano? 2 cose. Primo, c'è un problemino con i Maelstrom. Dobbiamo risolverlo. Secondo, un incontro. Semplice. La cliente che ha commissionato il lavoro è apprensiva. Vuole parlare con la squadra. La cliente. Che storia è? Perché vuole un incontro? Si chiama Evelyn Parker. Non è stato facile scoprirla. Ho sparso la voce che cercavo informazioni. Ok, e? Dei fratelli di Pacifica mi hanno risposto. Hanno detto di smettere di indagare. Fine della storia. Comunque, la cliente vuole incontrare uno della squadra. Qualcuno che sarà presente sul campo. Il sottoscritto non ci sarà. T-Bug non è tipo da incontri. E Jackie non è adatto per certe cose, sai, no? Quindi resti solo tu. Qual è il problema con i Maelstrom? Qualche rogna? Inserisci lo shard. Ho una storiella per te. 2 settimane fa una gang di psicopatici ha assaltato un convoglio della Militech e l'ha derubato. La corporazione non sa che c'entrano i Maelstrom. Vedi, il convoglio trasportava il Flathead, un bot da guerra, un prototipo. Un aggeggino militare che mi farebbe molto comodo. Se non otteniamo quel bot, non avremo quel chip dell'Arasaka. E quindi dovremmo rinunciare al nostro ambito lieto fine. Ma non esaltarti, è un giocattolo usa e getta. Ora, io quell'affare l'ho comprato dai Maelstrom. Il problema è che l'ho fatto da un gentiluomo che si chiamava Brick. Dico chiamava perché Brick era il capo. 3 giorni dopo aver chiuso il nostro affare, il suo amico e socio Simon Randall, soprannominato Royce, gliel'ha messo nel culo. Ora comanda Royce e non ho idea se intenda tenere fede al patto del suo predecessore o meno. E come se non bastasse, una certa Meredith Stout della Militech ha iniziato a interessarsi al convoglio. Chi è la prima donna? Un agente corporativa, affari interni. È andata in giro a fare domande sul convoglio come un'indemoniata. La sua unica pista si trova legata nel suo bagagliaio. Il palo che ha nel culo comincerà a darle fastidio. Deve essere disperata. Devi pensare bene a come sfruttare la cosa. Per farlo ti serviranno i dettagli di quella tizia. Eccoli. So tutto quello che serve. Mi metto al lavoro. Musica per le mie orecchie. Fisso un incontro con Miss Parker al Lizzie's Bar, ma al Flathead dovrai pensarci tu. Un'ultima cosa, Mr. V. Vita tranquilla o finale esplosivo? Ci vediamo. Dexter, ho parlato con Dex. Il panzone è un pezzo grosso, in tutti i sensi, vero? Vuole verificare la nostra credibilità, ma a me sembra più che voglia invischiarci con i Maelstrom e la Militech. C'è un robot da combattimento, un prototipo militare che i Maelstrom hanno rubato. Dex li ha pagati per averlo, poco prima che ci fosse un cambio al vertice di quei pazzoidi. Sì, ho sentito la storia. Royce contro Brick, un cambio non proprio indolore. In sintesi, Dex vuole che parliamo con Royce. Mi ha anche dato il contatto di un agente della Militech, ma non so quanto possa aiutarci. Splendido. E poi c'è l'altra faccenda. Devo incontrare la cliente che ha commissionato il lavoro, Evelyn Parker. Tu? E Dex che cosa fa?
Se ne va in giro a ologiattare e smanettarsi in limousine. La Parker vuole incontrare qualcuno della squadra, Dex è d'accordo. Saprà quello che fa. Quindi, che cosa vuoi fare? Il Maelstrom o la Parker? Quale prima? La Parker. Credo sia meglio vedere lei prima. Capire che tipo è, cosa vuole. Ora lei. In questo caso io vado da All Foods a tastare il terreno. Annuso un po' in giro.